Lascio la parola a Marco Mondini che di solito sa portare con una certa affabilità e capacità anche drammatica le cose di cui parla, e approfitto appunto anche per gratularmi con lui per la recente ristampa del suo libro sulla Grande Guerra. Magari avrà modo anche di darci due parole riguardo. In effetti, quando Mario mi ha proposto un tema su cui poter intervenire nel corso di questi incontri e mi ha chiesto se volevo lavorare sul problema della rappresentazione della guerra nelle riviste illustrate, io ho accettato con molto piacere, se non altro perché era uno di quei temi centrali, o che io ritenevo centrali, nel racconto e nella spiegazione del primo conflitto mondiale. E in effetti è un tema a cui ho dedicato un largo spazio nel volume che avete così gentilmente citato poc'anzi, per un semplice motivo. Parlare di riviste illustrate, in genere, parlare di come la guerra è stata raccontata ai contemporanei non è un fenomeno neutro, perché vuol dire andare a incidere sul modo in cui durante il primo conflitto mondiale è stato alimentato il consenso alla guerra medesima. Ora, per molti degli storici italiani il problema del consenso è sempre stato uno dei problemi periferici, perché in larga parte, schematizzo una questione molto molto complessa, la guerra per gli storici specialisti è stata raccontata fondamentalmente in due modi in Italia. Dagli anni 20 agli anni 60 è stata la grande avventura corale e concorde del popolo italiano. Dagli anni 60 in avanti è stato un atto di brutale oppressione voluta da pochi politici e 4 generali con velleità dittatoriali e protofascisti. In un caso soldati, combattenti, borghesi coinvolti non vedevano l'ora di vivere l'esperienza della guerra ed erano disposti a sacrificarsi nobilmente per la patria, anzi entusiasti di sacrificarsi per la patria. Dall'altro canto combattenti e civili coinvolti erano solo delle povere vittime che non avevano voce in capitolo e il cui unico desiderio era sfuggire all'orrore della guerra. Tra questi due estremi, entrambi manichei, in realtà, come dire, il lettore, lo spettatore, l'appassionato fa fatica a muoversi, perché entrambi portano un contenuto di verità ed entrambi portano una larga messe di menzogne. In realtà, se vogliamo approcciare il problema della guerra con, diciamo, la giusta distanza, dobbiamo rassegnarci a interrogare non tanto la nostra sensibilità di contemporanei, quanto la sensibilità di coloro che la guerra l'hanno vissuta. E se, come io penso, il problema di ogni guerra nell'età contemporanea, nell'età delle masse, è fondamentalmente un problema di consenso, nessuna guerra nell'età delle masse in Europa può essere iniziata, ma soprattutto può essere portata avanti senza un consenso di massa. Nemmeno le guerre delle dittature, paradossalmente. Esistono dei controesempi molto efficaci che ci aiutano a capire come persino nel regime più autoritario il consenso delle folle sia fondamentale per condurre una guerra. I controesempi sono a portata di tutti: la rivoluzione russa del 1917 e il collasso del regime fascista nel 1943. In ambedue i casi sono fenomeni molto complessi, ma riconducibili sostanzialmente a un collasso del consenso. Ebbene, se noi partiamo da questo punto di vista, da questa prospettiva, la vera domanda è ovvia: ma com'è possibile che di fronte a una guerra così apparentemente priva di sbocchi, così fortemente, o apparentemente per noi, priva di senso, di significato, le cui cronache continuavano a trasmettere di giorno in giorno perdite abominevoli
per nessun guadagno territoriale, quindi effettivamente con l'idea che la guerra continuasse all'infinito in una totale mancanza di senso. Com'è possibile che il consenso delle popolazioni europee non sia venuto meno? Perché in effetti la storia dell'Europa, con l'esclusione rilevante della rivoluzione russa, è una storia di consenso perpetuato. Dal 1914, dalla grande crisi di luglio, all'autunno del 1918, le manifestazioni di dissenso nei confronti della guerra, non di come essa era condotta, che invece sono parecchie, no, proprio dell'idea di farla la guerra, sono tutto sommato molto limitate e soprattutto limitate quasi esclusivamente, con alcune rilevanti eccezioni, una in Italia, la rivolta di Torino, sono limitate alla frangia di coloro che la guerra la stavano facendo fisicamente, cioè i combattenti, si chiamano diserzioni e ammutinamenti. Ma sono fenomeni limitati. La storiografia dagli anni 70 in avanti ha dato molta enfasi, giustamente, a queste forme di protesta, ma la verità è che sono forme di protesta limitate, se non altro perché non riescono a incidere sulla sostanza dello sviluppo. La guerra continua a essere fatta, continuano a morire migliaia di persone ogni giorno, fondamentalmente per nessun risultato visibile. Allora, quando io, e non solo io, molti altri colleghi in Europa, ci siamo posti il problema del consenso alla guerra, una delle risposte possibili è stata andare a investigare su come la guerra veniva raccontata. Veniva raccontata fondamentalmente non tanto ai combattenti, anche ai combattenti, ma i combattenti avevano il controesempio di ciò che gli capitava tutti i giorni, quanto soprattutto alla vastissima fascia di coloro che in uniforme e non in uniforme la guerra non la vedevano sulla linea del fuoco, ma la vivevano fondamentalmente per sentito dire. Perché un altro mito di cui ci dobbiamo sbarazzare immediatamente è l'idea che ciò che succedeva veramente sui campi di battaglia fosse realmente noto. La linea del fuoco della Prima Guerra Mondiale, che sia sul fronte occidentale o sia sul fronte italo-austriaco, è una striscia molto lunga ma relativamente stretta, ed è una fascia totalmente impermeabile al racconto, dall'esterno e dall'interno, cioè ciò che succede lì è difficile che esca, è anche vero il contrario, è difficile che ci entrino notizie su ciò che succede nel mondo esterno, perché è una fascia di terreno che fin dagli esordi della guerra viene sottratta alla libera comunicazione, alla libera circolazione delle notizie. Questa forma di capillare repressione della libera circolazione delle informazioni, che schematicamente riassumiamo con la parola censura, è una delle vie di fuga, è uno dei tentativi dei comandi militari di impedire che ciò che capita sui campi di battaglia sia a disposizione della cosiddetta opinione pubblica. E per cosa lo fanno? Perché sanno bene che non è bene, scusate il gioco di parole, che l'opinione pubblica, ma addirittura gli uomini di governo, sappiano cosa sta succedendo sui campi di battaglia. È un po' anche una questione di veramente habitus. Il militare di professione è convinto che la guerra sia un affare solo suo. I politici gli hanno ceduto, per quanto provvisoriamente, il potere, e le faccende inerenti al campo di battaglia sono una questione solo dei militari di professione e tutti gli altri non devono interessarsi. Da questo punto di vista il generale Cadorna è un tipico paradigma del vero militare di professione dell'epoca. Cadorna scrisse un giorno una lettera alla figlia dicendo possono licenziarmi quando vogliono, ma finché io sono qui, lo scriveva dalla sua sede nel comando di Stato Maggiore a Udine, finché sono qui io, decido io, soltanto io, null'altro che io. E in effetti lui aveva la volontà e la capacità di impedire ai ministri del governo di andare in zona di guerra. La zona di guerra è una fascia impermeabile. Dalla zona di guerra non esce nulla e per lo più non entra nulla a livello di informazioni. Quindi la domanda che ci si deve fare subito dopo è: ma allora cosa costruisce il racconto della guerra?
per tutta quella vastissima fascia di popolazione che non è sulla linea del fuoco. La stragrande maggioranza, Ricordiamoci che in Italia vengono mobilitati nel corso di tutta la guerra 5 milioni e mezzo di maschi che vestono un uniforme, ma di questi 5 milioni e mezzo meno della metà vive l'esperienza della prima linea. Quindi non solo c'è tutta la popolazione civile che non sa cosa sta succedendo, ma anche una gran parte di coloro che vestono l'uniforme non lo sanno. Uno dei più facili rimproveri che si può fare agli stessi generali è che molto spesso comandavano truppe senza essere mai stati in prima linea, ed è vero. Quindi se noi partiamo da questo presupposto, cioè dall'idea che ciò che succede durante la guerra in realtà ha pochissima importanza rispetto a ciò che viene raccontato della guerra, e molto spesso c'è un bello iato tra le due cose, se noi partiamo da questo assunto, la domanda immediatamente successiva è: chi è che racconta la guerra e come lo fa? Nel nostro caso io ho scelto di concentrarmi su un attore molto particolare, le riviste illustrate. Oggi le riviste illustrate hanno un peso veramente minimo sulla costruzione del racconto pubblico, quindi la costruzione dell'immaginario, ma all'epoca, ovviamente, prima della televisione, prima della radio, avevano un ruolo fondamentale, soprattutto in Italia. Il protagonismo delle riviste illustrate, intendiamoci, è un fenomeno europeo, ma per l'Italia occupa uno spazio del tutto particolare, e è su questo spazio che mi fermerò nella seconda parte della mia relazione, mentre nella terza parte finale cercherò di accennare a come una rivista illustrata in particolare, il Corriere dei Piccoli, cioè una rivista per le infanzie, sia stato un ottimo esempio di come all'interno di questo enorme racconto della guerra ci sia stato uno spazio molto molto specifico e molto importante dedicato a come raccontiamo la guerra ai bambini, perché i bambini non erano intesi solo come un pubblico passivo, i bambini erano intesi come una scheggia fondamentale del consenso complessivo degli italiani alla guerra che si stava facendo. Ora, il problema del consenso può essere ridotto, e guardate, è veramente una riduzione molto molto schematica e molto brutale, a più o meno 4 tappe. Il consenso si alimenta fondamentalmente mobilitando le emozioni. Non alimentiamo il consenso a una guerra come la prima guerra mondiale raccontando alla gente esattamente cosa sta succedendo e confidando nel fatto che ci ragionino sopra e poi dicano sì, vale la pena continuare a farla. Per alimentare il consenso nei confronti di una guerra industriale di massa perpetuata nel tempo, l'unico modo di agire è agire sul livello emozionale, e tra queste emozioni la principale è la demonizzazione del nemico. In qualche modo persuadere che la guerra è necessaria perché il nemico è un radicalmente altro da noi. Gli storici francesi hanno veramente parlato di demonizzazione del nemico, sottintendendo il fatto che il nemico viene dipinto come un essere abominevole, brutale, che se non viene sconfitto raderà al suolo la nostra civiltà, violenterà le nostre donne, si impadronirà delle nostre case e schiaccerà completamente ogni forma di libertà. Può apparire un pochino estremo come punto, ma è esattamente ciò che viene di fatto costruito complessivamente dai media durante la guerra. Il cinema, la fotografia, il disegno, la canzone, la letteratura, pur con molte sfumature da paese europeo a paese europeo, finiscono col dipingere l'idea di un nemico che in realtà è un mostro irriducibile a noi. D'altra parte bisogna anche fare un'altra cosa, bisogna togliere la paura della guerra. Come si fa? La guerra viene banalizzata. In che senso viene banalizzata? Viene resa qualcosa di psicologicamente gestibile. In che senso? Se avessimo raccontato veramente quello che stava succedendo in trincea, alla maggior parte del pubblico a casa, insomma, sarebbe venuto un coccolone.
nel senso che in trincea si stava sperimentando una forma di modernità industriale assolutamente atroce. La morte su scala di massa è qualcosa di talmente irriducibile alla psicologia degli europei dell'epoca, in quelle dimensioni intendo, che molti storici hanno detto che in realtà quel tipo di morte in scala meccanizzata anticipa qualcosa, anticipa l'Olocausto ad esempio. Ci sono molti testimoni della battaglia della Somme che, ricordando le file di soldati inglesi che marciano in maniera disciplinata, tutti belli inquadrati per venire falciati uno dopo l'altro dalle mitragliatrici tedesche, e continuano per tutto il 1° luglio del 1916, escono dalle trincee e al passo, senza scomporsi, arrivano fino a 100 metri dalle proprie postazioni e poi regolarmente muoiono, tanto vero che alla fine verranno raccolti qualcosa come 18.000 cadaveri solo il primo giorno, tutti perfettamente allineati. Beh, molti testimoni in realtà diranno che quella morte industriale è perfettamente uguale all'Olocausto, alle file di morti, di cadaveri ebrei dei campi di concentramento ammucchiati l'uno sull'altro. E in effetti, benché l'immagine, come dire, debba essere vista in una maniera un po' critica, ha un forte impatto evocativo. Ora, se si fosse raccontato questo, beh, il minimo sarebbe stato un crollo verticale del consenso nei confronti della leadership che stava portando avanti quella guerra. Allora si racconta qualcos'altro. Si racconta una guerra che è familiare, che è conosciuta, che è psicologicamente rassicurante. È la guerra che abbiamo imparato a conoscere sui banchi di scuola. Cioè una guerra che è bella, prima di tutto, una guerra estetica, una guerra combattuta secondo modalità tradizionali, una guerra in cui l'orrore delle trincee e la morte anonima e industriale del campo di battaglia moderno non hanno alcun senso, nel senso non esistono proprio. La morte è una morte gloriosa e la stessa guerra viene combattuta come un enorme duello eroico. Ci può sembrare del tutto paradossale che la gente a casa ci credesse, nel senso che le informazioni non trapelavano, ma i numeri dei morti sì. Però qui dobbiamo fare uno sforzo cognitivo. Primo, nessun paese europeo il peso dei morti è veramente noto prima della fine della guerra. Può apparire paradossale, ma la verità è che le statistiche ufficiali sui morti non sono note nemmeno oggi. È uno di quei grandi paradossi tipici della guerra moderna. Nemmeno oggi sappiamo esattamente quanti sono i morti. All'epoca i governi europei si guardavano bene dal compilare statistiche ufficiali che restituissero l'idea complessiva delle perdite. Quindi certo le famiglie venivano informate, a parte che molto spesso venivano informate che il proprio caro era disperso e non morto, cosa che psicologicamente alimentava una certa speranza fino alla fine. Ma in linea di massima il computo complessivo dei caduti venne rinviato alla fine del conflitto. Gli italiani ancora nel 1919 erano convinti che i caduti complessivi fossero 450.000. Oggi le stime più realistiche oscillano attorno ai 650.000, ma la verità è che non lo sapremo mai quanti sono esattamente, per il semplice fatto che anche le statistiche ufficiali erano molto pasticciate e molto approssimative. In Francia, quando nel 1921 venne reso ufficiale la stima complessiva operata dal governo e si venne a scoprire che 1.200.000 francesi erano morti per ferite o per causa di guerra, ci fu un'ondata di depressione talmente forte che c'è un intero settore di studi psicanalitici francesi che prese le mosse dagli anni 20 e dalla necessità di curare la depressione da lutto di guerra. E in effetti gli storici negli ultimi anni, come Bruno Cabanès, hanno molto spesso investigato l'idea che i francesi non si siano mai ripresi dal lutto della Grande Guerra, dalla notizia che, resa visibile fino alla fine, una volta per tutte, che un'intera generazione di maschi adulti era completamente scomparsa. Per impedire questo, la guerra viene raccontata. Certo, si racconta anche il fatto che qualcuno in guerra muore, perché non si può negare, ma lo si racconta in una maniera diversa. E questo racconto diverso è l'oggetto di ciò
di cui chiacchieriamo oggi. Perché ho detto che le riviste illustrate in Italia sono più importanti che altrove? Beh, l'Italia è un paese culturalmente arretrato all'inizio della Grande Guerra. Secondo il censimento del 1911, circa il 60% degli italiani sanno leggere e scrivere. Wow! Rispetto a qualche anno prima è un enorme successo. C'è un piccolissimo particolare, che il censimento del 1911 stabilisce che è alfabetizzato colui che sa leggere e scrivere il proprio nome e cognome. Il fatto che secondo questo criterio solo i 2/3 degli italiani sappiano leggere e scrivere è preoccupante, perché alcuni storici della lingua hanno, come dire, provato a operare una sorta di analisi raffinata sui dati. La verità è che presumibilmente si deve invertire il dato. Presumibilmente in realtà 1/3 degli italiani sa leggere e scrivere, e questo terzo tra l'altro è molto definito nei suoi contorni geografici e sociali, per cui una stima più corretta ci dice che ad esempio nelle regioni rurali e meridionali gli analfabeti, cioè coloro che di fatto o non sapevano proprio riconoscere le lettere o non sapevano leggere un testo scritto, probabilmente oscillavano attorno all'80%. Ora, in un paese semi-alfabetizzato, le riviste illustrate sono un canale comunicativo fondamentale, sono la Biblia Pauperum della massa della popolazione. Sono coloro che raccontano cosa sta succedendo e a chi attraverso l'uso delle immagini. E da questo punto di vista le due grandi riviste illustrate, l'Illustrazione Italiana e la Domenica del Corriere, svolgono un ruolo molto simile, ricorrendo a strumenti un pochino differenti, ma con tutto sommato dei canoni narrativi molto omogenei. Ora, l'Illustrazione Italiana è la prima in realtà, 20 anni dopo, anzi 26, segue la Domenica del Corriere. Sono tutte create di fatto negli anni successivi all'unità con uno scopo ben preciso, comune questo. Una volta che abbiamo riconosciuto che per quanto si possa investire sulla scuola dell'obbligo, prima di avere un vero pubblico di massa alfabetizzato passeranno decenni, forse è meglio anticipare il fenomeno e puntare su una comunicazione di tipo differente. In realtà l'intento pedagogico delle due riviste è il medesimo: andare a parlare a quella vasta massa degli italiani che fanno fatica ad avere a che fare con un testo scritto. Intendiamoci, non è che i fratelli Treves a Milano, Luigi Albertini, avessero in testa l'idea di andare a comunicare con il cafone della terra di lavoro o il bracciante della pianura padana, perché il loro target era più ristretto. In realtà loro avevano presente un pubblico che era sostanzialmente urbano o semi-urbano, quindi avevano in testa un pubblico che abitava nelle città o almeno nelle cittadine, e un pubblico che aveva se non altro accesso alle edicole, che nelle campagne non c'erano. Tuttavia, nonostante questi confini geosociali che dobbiamo tenere presente, si trattava di una mossa da un punto di vista proprio dell'industria culturale estremamente rivoluzionaria, perché si andava comunque a cercare di raggiungere coloro che non avrebbero mai letto, ad esempio, il fondo di un quotidiano. Perché? Perché non ce la facevano, perché non avevano gli strumenti culturali, a volte perché non avevano neanche la disponibilità economica di comprare il quotidiano. E qui le scelte delle due riviste si differenziano. L'illustrazione italiana, se vogliamo, è molto più tradizionale. L'illustrazione italiana, ancora più della sua concorrente, affonda in realtà le sue radici nella grande tradizione dei periodici illustrati italiani, che arrivano dal Risorgimento, i periodici che avevano composto l'opinione pubblica colta dei padri risorgimentali. È una rivista con un prezzo tutto sommato elevato, che gioca molto, a partire soprattutto dagli anni 90 dell'Ottocento, sull'uso delle grandi pagine patinate di fotografia. Per questo costa di più.
è la prima rivista in cui in Italia si costruisce il foto-racconto autonomo, non la fotografia a commento di un testo scritto, no, la fotografia è racconto autonomo. È veramente una grande svolta. L'idea dei fratelli Treves è quella comunque di raggiungere un pubblico abbastanza omogeneo dal punto di vista sociale, comunque di raggiungere un pubblico numeroso. E in effetti all'alba della guerra, cioè a netto di quella impennata di vendite che sarà stata con la guerra di Libia, per le illustrazioni italiane è un enorme affare, a netto di quell'aumento, all'alba della guerra si sta parlando di un periodico che vende 130.000 copie, che per l'Italia dell'epoca è veramente un notevolissimo successo, considerando che il principale quotidiano nazionale, cioè il Corriere della Sera, veleggia sulle 400.000, che sono comunque numeri che un direttore di quotidiano oggi vorrebbe avere. L'orientamento politico di questa rivista è molto evidente. È una rivista di stampo conservatore, patriottico, andante sul nazionalista. Durante la guerra di Libia ospita molti articoli e foto racconti di inviati dichiaratamente nazionalisti. La Domenica del Corriere ha, come dire, un cotè un pochino più popolare e in effetti è ovvio, visto che l'ha voluta quel geniale inventore e comunicatore che è Luigi Albertini, il potentissimo direttore del Corriere della Sera. Luigi Albertini ha un'idea che è anche questa rivoluzionaria. Lui non vuole solo dirigere un giornale, lui vuole avere una famiglia editoriale. Lui dice, beh, il Corriere della Sera parla all'impiegato, al professore, all'avvocato, al commerciante. Io voglio avere dei periodici autonomi o vendibili, cioè acquistabili con il Corriere, che parlino anche agli altri. Agli altri chi? Beh, con la Domenica del Corriere copro il segmento di pubblico popolare. Con il Corriere dei Piccoli copro il segmento di pubblico infantile. Parlare ai bambini vuol dire parlare alle famiglie, perché vuol dire parlare alle madri. Si tratta di una geniale operazione editoriale, perché fa sì che Luigi Albertini diventi, con i suoi collaboratori, quello che oggi chiameremmo un opinion maker a 360 gradi. E infatti, come dire, la Domenica del Corriere ha un impatto pubblico molto più rilevante, perché le sue vendite medie nel 14 veleggiano oltre le 300.000 copie. È notevole il fatto che l'orientamento politico invece non sia tanto diverso dall'illustrazione italiana. È diverso il mezzo, lo strumento attraverso cui si comunica agli italiani. Non tanto le grandi fotografie, la Domenica del Corriere ospita anche fotografie, ma di qualità decisamente peggiore, perché deve risparmiare sulla carta, sul tipo di carta, e quindi la grana e la qualità dell'immagine è veramente pessima a volte, ma faccio ricorso alle grandi tavole pittoriche. E le tavole pittoriche, che sembrano una scelta controcorrente, ma come nell'era della diffusione della fotografia tu mi vai a proporre i disegni, sono in realtà un escamotage geniale. Perché? Beh, perché la tavola pittorica, come vedremo, può lavorare, può arrivare là dove la fotografia non arriva e proporre un racconto che è invariabilmente vivace, dinamico, drammatico, che la fotografia non può proporre. L'omogeneità dei due periodici è rilevante soprattutto nel caso della Prima Guerra Mondiale, perché fin dall'estate del 14, fin dalla crisi del 14, il Regno d'Italia non ha ancora deciso di intervenire in guerra, è una decisione che è nell'agenda politica ma verrà discussa, e sappiamo bene con quanta violenza, ancora per almeno alcuni mesi. Ebbene, però già dall'estate del 14 le due riviste sono schierate su una posizione comune. L'illustrazione italiana in maniera più palese. La Domenica del Corriere, siccome fa capo al Corriere della Sera, che è un giornale, allineato su posizioni governative, non può esporsi così tanto. Quindi l'illustrazione italiana, molto presto, nell'arco di una settimana o due,
abbandona le posizioni filotedesche e comincia a sostenere evidentemente, palesemente l'idea di un intervento in guerra a fianco dell'intesa. Un grande classico è la pubblicazione di enormi racconti fotografici sull'eroica resistenza del Belgio e sulla brutalità dell'invasore tedesco. Il sottotesto ideologico è evidente. La Domenica del Corriere lo fa in maniera più prudente, ma fin dall'autunno del 14 si comincia a capire anche qui che la posizione è diventata ormai favorevolissima a un intervento a fianco dell'intesa. Il fatto che abbiano delle posizioni molto coerenti, secondo me, si deduce evidentemente dalla straordinaria somiglianza delle due copertine della prima Domenica di Guerra, che sono effettivamente uguali. Sì, cambia un po' il movimento, una di fatto un po' più statica, l'altra è più dinamica, una chiama in causa i bersaglieri, l'altra gli alpini, ma fondamentalmente sono la stessa cosa. La guerra era necessaria perché grazie alla guerra noi abbattiamo i confini ingiusti e restituiamo le terre irredente alla madre patria. Ora, detto questo, c'è un altro rilievo da fare. Il fatto che entrambe le riviste fanno affidamento in maniera massiccia su un racconto per immagini che si presume sia vero, ma che in realtà è un racconto fondamentalmente di fantasia. Nel senso che in entrambi i casi, che si usi la fotografia o che si usi la tavola pittorica, si continua a sostenere in maniera anche a volte roboante che vi stiamo raccontando ciò che succede, ma la verità è che si sta costruendo un fantastico romanzo, un romanzo per immagini che viene spacciato come la concatenazione degli eventi reali. E secondo me questo si denota fondamentalmente soprattutto dal rapporto che il racconto per immagini ha con la morte. Ora, credo che non sia oggetto di particolari discussioni. La principale conseguenza di una guerra è la morte di qualcuno. E tutto sommato per noi telespettatori del XXI secolo il rapporto con l'immagine della morte è meno problematico di alcuni anni fa, il che non vuol dire che noi si abbia un rapporto facile con l'immagine della morte, tanto vero che se ci pensate bene raramente l'immagine della morte fa capolino nelle nostre case come spettatori all'interno del racconto della guerra. È troppo cruda, urta la sensibilità, non è bello mostrarla alle famiglie, ci sono le fasce protette, eccetera, eccetera, eccetera. C'è tutta una storia molto complessa, molto sfumata, molto importante nel rapporto tra l'Occidente europeo e l'immagine della morte. Ma mai come nel racconto della Prima Guerra Mondiale questo rapporto è improntato a una fondamentale schizofrenia. Queste due riviste non fanno altro che parlare di combattimenti, o dicono che parlano di combattimenti. Si dà per assodato che quando si combatte qualcuno muore, anche perché comunque qua si parla di morti a migliaia. Eppure in entrambe le riviste l'immagine della morte è costantemente rimossa. Freud a suo tempo ci spenderà parecchie pagine su questa rimozione dell'immagine della morte dalla coscienza europea della guerra. Intendiamoci, non è che se lo siano inventato lì per lì. La rimozione della morte visibile è un elemento comune della cultura europea, almeno fin dai tempi in cui Napoleone fece spostare i cimiteri fuori dalle città e li confinò in spazi appositi, perché la morte andava estromessa dalla vita quotidiana. Però effettivamente in caso di guerra questo ci rende alquanto perplessi. Voglio dire, l'idea che sull'illustrazione italiana la prima foto di un cadavere sia della primavera del 1916, cioè dopo un anno di guerra, come dire, un po' bizzarro lo è.
soprattutto tenendo presente che appunto il cadavere non è italiano. Perché in effetti, se andiamo a vedere quante fotografie, c'è qualcuno che ha fatto il punto, quante fotografie di cadaveri, attenzione, già che ci siamo differiti per rimpolpare un po' il campione, ci sono in tutta l'illustrazione italiana, beh, accidenti, ne scopriamo un numero molto limitato. Mettendo insieme morti e feriti tutti insieme, sto parlando di fotografie, perché poi le tavole pittoriche sono un'altra cosa, sono in tutto 30 in tutta la guerra. La Domenica del Corriere, idem, 3.500 fotografie dedicate a guerra e combattimenti tra 1914 e 1918, 26 immagini di morti e feriti, e anche prigionieri, già che ci siamo. Perché la morte viene rimossa? Beh, innanzitutto, se si usa la fotografia, la morte viene rimossa perché il cadavere non è bello. Nel senso, per quanto si possa utilizzare sapientemente lo strumento fotografico, il cadavere è, il cadavere rimane. E siccome il cadavere durante una guerra moderna, mediamente, non è proprio composto e sereno, ma normalmente è scempiato dall'uso delle armi moderne, beh, è meglio non farlo vedere. Tra parentesi, la foto di quel famoso cadavere austriaco della primavera del 1916, ci hanno detto che è un cadavere austriaco, perché io sono andato a vederla più di qualche volta, a me sembra un fagotto di stracci, cioè non si capisce nemmeno che è un cadavere umano, anche perché è rivoltato, non viene mostrato in volto, quindi, come dire, è più facilmente gestibile. Paradossalmente le due riviste costruiscono un racconto in cui l'idea della morte, per meglio dirla, l'idea della violenza è completamente rimossa e si costruisce un racconto sulla base di canoni diversi. La guerra che viene raccontata è una guerra che non esiste e probabilmente non è mai esistita. È una guerra fatta di cariche alla baionetta, stiamo parlando del 1915, di ardite imprese, di scenari che hanno molto a che fare con l'oleografia risorgimentale, con quei dipinti dei fatti d'arme patriottici che all'epoca ornavano, ancora oggi in realtà, tutti i palazzi pubblici. Non so chi di voi ha avuto l'occasione di fare con me il servizio militare, ma io mi ricordo che nel palazzo dove prestavo servizio, passeggiando nei corridoi, c'erano ancora queste stampe molto belle, dal titolo Fatti d'arme collettivi individuali del Risorgimento, beh, erano esattamente così. L'immagine centrale, non so quanto si veda, rappresenta la battaglia di Ala, la cosiddetta battaglia di Ala, detta scaramuccia che è durata circa 20 minuti, in cui le truppe italiane avanzanti, siamo nei primi giorni di guerra, scambiano qualche fucilata con le truppe austriache che si stavano già ritirando e conquistano Ala. Non so quanti di voi siano mai stati ad Ala, ancora oggi è poco più di un paesone, all'epoca era un paesino, però i giornali italiani strombazzarono la conquista di Ala come se fossimo arrivati direttamente a Bolzano. Perché? Beh, perché fino alla presa di Gorizia, spiace dirlo, ma è il centro abitato più popolato che l'esercito italiano è riuscito a conquistare. Però come la raccontano? La raccontano esattamente come una battaglia risorgimentale. E questo tipo di racconto si salda con un'altra forma di, come dire, un altro canone narrativo particolarmente rilevante che occupa tutto lo spazio del racconto fotografico, perché in effetti cosa possono vedere i fotografi? L'abbiamo detto all'inizio, la linea del fuoco è impermeabile non solo per i fotografi civili, è impermeabile per tutti. Lo Stato Maggiore italiano, guidato da Cadorna, è particolarmente ostile all'idea che qualcuno possa raccontare la guerra, tanto vero che per alcuni mesi l'unico racconto della guerra in Italia saranno i bollettini ufficiali, e non so se ne avete mai avuto l'occasione di averne tra le mani, sono una delle letture più noiose che possano esistere. Dopo un po' di mesi il governo italiano fa notare a Cadorna che gli italiani sarebbero stufi di leggersi i bollettini e vorrebbero, come dire, avere un po' di spettacolo. Cadorna acconsente con molta malagrazia e solo su interventi diretti del governo a ammettere alcuni giornalisti e fotogiornalisti al fronte che non vedranno mai rigorosamente niente
perché organizzano queste gite, veramente gite organizzate da 10-12 giornalisti a volta, inquadrati da alcuni soldati e alcuni ufficiali che li portano solo su itinerari prestabiliti, con l'ordine di non avvicinarsi mai a meno di 1 chilometro dalla linea del fuoco. Quindi questi giornalisti non vedono assolutamente niente. Il maestro di questo niente sarà Luigi Barzini, da cui il titolo Barzinata, quando si voleva parlare di una notizia di guerra. Barzini scriverà dei bellissimi articoli in cui parlerà di azioni che non ha mai visto e che non vedrà mai, tra parentesi, se non molto alla lontana da qualche osservatorio. Dopo un po' di tempo ancora, l'esercito italiano capisce che non è proprio geniale questo sistema. Perché? Perché persino quel bello spirito progredito del generale Cadorna capisce che facendo così non va tanto in là, soprattutto perché questo sistema poteva reggere se lui qualche settimana dopo l'inizio della guerra fosse arrivato a Lubiana, ma in mancanza di risultati tangibili il consenso dell'opinione pubblica nei confronti del suo comando comincia a scemare. Allora, non potendo offrirgli niente se non appunto i paesini del Trentino, decide che persino lui è costretto a piegarsi all'esigenza del consenso di massa e quindi consente non solo ad avere qualche giornalista ben imbeccato al fronte, ma dà l'ok per la costruzione di appositi reparti dell'esercito abilitati alla fotografia e poi anche alla ripresa cinematografica. È la nascita di un servizio stampa vero e proprio, servizio stampa che l'esercito italiano di fatto non possiede fino alla fine del 1915. L'esercito italiano è l'unico esercito che riesce a entrare in guerra senza un servizio stampa. Persino l'esercito austro-ungarico, che non era esattamente il massimo della modernità, entra in guerra e poche settimane dopo fonda una cellula stampa, addirittura un quartiere generale stampa e comunicazioni, in cui arruola alcuni tra i maggiori giornalisti e scrittori dell'impero. Ora, quando voi vedete, si vedono, circolano anche oggi in internet, nei cinegiornali, queste immagini, che in gran parte sono prodotte proprio dal dipartimento, chiamiamolo dipartimento stampa dell'esercito italiano, e che sono anche qualitativamente spesso molto pregevoli, voi in realtà vedete un racconto della guerra che non ha assolutamente niente a che fare con la guerra combattuta. Potreste andare avanti settimane a vedere queste foto che l'illustrazione italiana pubblica con il nome foto dal fronte, a volte in maniera addirittura più disinvolta le pubblica col nome istantanee dalla linea dei combattimenti, e vedreste una lunga litania di salmerie, cannoni, cavalli, gente che fa passeggiate sulla neve, generali che guardano il nemico da lontano, molto da lontano, soldati che si portano grossi pesi, attendamenti ovunque. Sono una serie di foto di una noia straordinaria, a cui vengono giustapposte le foto di quello che è l'unico scenario plausibile per il racconto di una bella guerra, che è la guerra in montagna. La guerra in montagna fruisce di una straordinaria sovrarappresentazione. Se facciamo un po' i calcoli, ad esempio, vi propongo un calcolo che ho fatto sulle copertine della Domenica del Corriere, quindi in questo caso non è fotografia ma è illustrazione. Scopriamo che di tutte le copertine che la Domenica del Corriere dedica alla guerra tra 1914 e 1918, che sono per la verità, devo dire, il 90% delle copertine, i 2/3 sono dedicati alla guerra in montagna. Ora, è paradossale, perché? Perché la guerra in montagna, per quanto sia uno dei tratti distintivi del conflitto europeo, è da un punto di vista strategico totalmente irrilevante. Nel senso che fino al novembre del 1917 i 4/5 delle perdite, oltre che i 4/5 effettivamente delle truppe combattenti dell'esercito italiano, sono impegnati sul fronte dell'Isonzo, non sul fronte montano. Persino quella straordinaria offensiva che è la cosiddetta Strafexpedition, cioè la campagna di primavera del 1916, tra parentesi Strafexpedition se lo sono inventati gli stessi italiani, non esiste il nome austriaco Strafexpedition. La campagna offensiva di primavera del 1916 austriaca,
che è considerata la campagna bellica condotta a più alta quota della storia, considerata, non so se questo sia vero, persino quella, pur rappresentando una minaccia notevolissima, perché in effetti gli austriaci sono a tanto così dallo sbucare in pianura Bassano del Grappa, in realtà da un punto di vista strategico non cambia di una virgola gli equilibri del fronte. E infatti subito dopo averla arginata, gli eserciti italiano e austriaco continuano bellamente a massacrarsi sulla linea del Zonzo. C'è una evidente sovrarappresentazione mediatica della guerra in montagna, che ha uno scopo fondamentale. Guerra in montagna è funzionale al racconto di una guerra bella. Perché? Beh, perché si sfruttano i paesaggi alpestri. È inutile dire che qualsiasi rappresentazione dell'immagine, qualsiasi immagine della guerra sull'Isonzo sarebbe stato un orrore, perché lì non c'erano altro che altopiani brulli e rocciosi, il Carso, trincee scavate male e soldati che morivano di sete o morivano nel fango. Quindi si sceglie la rappresentazione tra i ghiacciai immacolati delle Alpi. E prima che si accusi gli italiani di aver raccontato una grossa frottola, è meglio sottolineare che gli austriaci facevano la stessa cosa. Ora, la sovrarappresentazione della guerra in montagna arriva, bisogna dire, veramente dei vertici di fantasia, però. Intanto perché la stragrande parte delle fotografie che vengono spacciate come fotografie sulla linea dei combattimenti sono evidentemente fotografie in posa. Ora, all'occhio poco esperto dei lettori dell'epoca forse questo poteva sfuggire, ai nostri occhi mica tanto. Uno dei trucchi più divertenti che si possono fare con una copertina fotografica di una rivista italiana è, io mi sono divertito a farlo con degli studenti, cercare di tracciare la linea dello sguardo, cioè vedere dove questi soldati stavano guardando. Questa copertina è particolarmente divertente perché, vista la posizione, lì c'è da dire due cose. Allora, o quell'ufficiale degli alpini sta dicendo ciao, guarda come si beva da qua in alto il ghiacciaio della Marmolada, e non si capisce allora perché i due soldati stiano assumendo quelle pose così guardinghe, e comunque non sarebbe una fotografia di guerra, oppure quell'ufficiale degli alpini sta cercando di farsi sparare addosso da qualcuno e allora è scemo. E i due soldati, tra parentesi, si sono pure messi il fucile ad armacollo. Dunque, quella fotografia di guerra è cosa sta guardando quel soldato? In realtà niente, è una fotografia in posa. Come in posa quella postazione di mitragliatrici, come sono in posa la stragrande maggioranza delle fotografie pubblicate. Perché è così importante che questo racconto sia ambientato lì tra le medie eterne? Nel senso, potevano farlo anche un po' più indietro. Ma questo ha a che fare con un cambio iconografico che è stato poco sottolineato, ma è molto importante. Quello che le riviste illustrate propongono agli italiani è veramente uno sguardo turistico, cioè si sfrutta non solo una visione familiare e banale della guerra, rassicurante, quasi fosse un bello spettacolo, quasi fosse una gita domenicale, ma per farlo si ricorre a un linguaggio che in realtà è già stato strutturato, codificato negli anni e nei decenni precedenti. È il linguaggio della réclame turistica. Ora, la réclame turistica nasce in realtà circa 20 anni prima, forse anche qualcosina di più. Viene codificata nelle cartoline, nei manifesti pubblicitari, nelle pagine pubblicitarie sulle riviste, e prevede un riutilizzo di alcuni topoi dell'immagine romantica delle montagne. La montagna è sempre bella, la montagna è sempre genuina, la montagna è sempre immacolata e bianca, quando non è immacolata e bianca ci sono i pascoli, i ruscelli argentini, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, è esattamente quello che viene proposto nel racconto fotografico e pittorico della guerra in montagna italiana. Tanto vero che a un certo punto molto spesso i soldati non sembra neanche che siano in guerra. Perché vi ripropongo questa immagine? Beh, ditemi voi se questi qui sembrano in guerra. Nel senso, io ho fatto un po' di escursioni in mezzo alla neve quando ero in Aia, e le fotografie che abbiamo fatto per divertirci tra noi militari dell'epoca erano esattamente identiche, anzi avrei tanto voluto avere anche io la tuta bianca di questi qui.
in effetti c'è un'evocazione dell'icona turistica dello sport invernale, che è un'icona che al pubblico, soprattutto al pubblico, bisogna dire, urbano, borghese, è un'icona, come dire, era molto nota, e anche questo fa parte di un tentativo di creare un'immagine banale e rassicurante della guerra. Lo sguardo turistico è al centro di questo canone. L'altro lato della medaglia è l'idea, e questa è tipica del racconto per immagini pittoriche, della guerra combattuta in questo caso, come un'impresa sportiva romantica. Ora, l'abbiamo detto prima, l'immagine pittorica ha una grande potenzialità rispetto alla fotografia, arriva lì dove il fotografo non può arrivare. Perché? Beh, perché si nutre completamente di fantasia. E ciò che viene proposto agli italiani in questo caso non c'entra mai assolutamente nulla con l'immagine della guerra di massa. Proprio non ci sono i numeri, non ci sono gli sguardi sulla massa. La guerra degli italiani è sempre una guerra o di individui o di piccoli gruppi. Certo, questo è meno inverosimile se si parla della guerra in montagna, ma è comunque una scelta ideologicamente non neutrale. Chi riuscì fondamentalmente a costruire questo racconto a base di audaci imprese fu quel genio della pittura per tutti che fu Achille Beltrame. Achille Beltrame è una figura notissima, nato da Arzignano, quindi vicentino di nascita, divenne il disegnatore per definizione, anzi si può dire che tutto sommato fino a tempi molto recenti, e in linea di massima forse ancora oggi, l'immagine disegnata della guerra è Achille Beltrame, ma in realtà, nonostante su di lui siano state fatte esposizioni, cataloghi, siano stati fatti studi, quello che manca è una biografia scientificamente critica di Achille Beltrame, che soprattutto mette in luce il suo rapporto con quello che fu l'oggetto principale della sua fama, proprio il racconto della guerra. Ad esempio, qualcosa che viene raramente sottolineato, se non in cataloghi per addetti ai lavori di studi grafici, è che Achille Beltrame viene dall'esperienza del disegno pubblicitario, cioè da quello che all'epoca si chiamava la réclame, che non è un fatto trascurabile, perché del disegno pubblicitario, cioè dello spirito della réclame, Achille Beltrame mantenne sempre intatto, come dire, il canone, l'idea che il disegno doveva rispondere non tanto o non solo a un intento narrativo o cromachistico, ma a un intento persuasivo e seduttivo. Ed è di fatto questa intenzione persuasiva, pubblicitaria, comunicativa che è al centro della sua opera. Tanto vero che tutti i disegni di Beltrame in realtà possono essere ricondotti con un pochino di sforzi all'idea di offrire qualcosa che colpisca l'attenzione del pubblico attraverso l'uso, molto spesso molto ben calibrato, molto equilibrato, del sensazionale e del pittoresco. In realtà sensazionale e pittoresco concorrono nell'eliminare, come dire, la necessità del realistico. Quindi i disegni di Beltrame, per, come dire, sintetizzare in maniera un po' brutale, sono sempre verosimili, ma non sono mai praticamente veri. Anche perché Beltrame non disegnò mai qualcosa sulla base della sua esperienza visiva. Per quello che riguarda la Grande Guerra è particolarmente interessante ricordare che Beltrame non andò mai in prima linea, anzi fece una sola visita in zona di guerra, che non voleva dire niente perché la zona di guerra era estesa per tutto il Veneto praticamente, stette 2 settimane in giro vedendo tutte le retrovie, poi se ne tornò a casa e continuò a disegnare come aveva sempre fatto, basandosi su modellini, su fotografie, a volte su schizzi di seconda mano, su notizie. La sua opera di fantasia è una straordinaria messa in scena che ha come scopo quello di affascinare, non di spiegare.
E in effetti la cosa straordinaria non è che Achille Beltrame come dire, abbia mantenuto questo procedimento per tutta la vita, peraltro lui lo diceva chiaramente, non ha mai preteso di disegnare qualcosa a dopo averlo visto e limitandosi a ciò che aveva visto. Achille Beltrame rilasciò una quantità infinita di interviste in vita, alcune risalgono addirittura agli anni prima della Grande Guerra, e lui spiegava chiaramente come lavorava, non ha mai preteso di ingannare il pubblico. Ed è questo in realtà che è molto interessante, perché le immagini che Achille Beltrame creò e che hanno rappresentato per la massa degli italiani la guerra erano delle menzogne palesi. Ma il problema è che non solo il pubblico non venne meno al suo amore per la china e i disegni di Beltrame, ma anzi ne testimoniò l'affetto, tanto vero che le vendite della rivista della Domenica del Corriere aumentarono a dismisura, arrivarono in certi punti, in certi momenti della guerra a toccare le 800.000 copie, cioè ne fecero lo strumento di cultura di massa più in qualche modo efficace della storia di tutta la cultura italiana fino ad oggi. E in realtà, per capire come mai il pubblico amasse così tanto le tavole di Beltrame, che raccontavano delle menzogne più o meno palesi, in questi due casi ci sono, come dire, tutte le sfumature dell'inverosimile, dal più inverosimile al più reale. La famosa scena di Toti che lancia la stampella contro il nemico, su cui credo più o meno ci siamo tutti formati alla scuola elementare, io me la ricordo ancora, la mia maestra che me la raccontava, è una di quelle menzogne molto affascinanti, molto belle, per carità, che hanno creato veramente le leggende popolari. Toti non ha mai scagliato nessuna stampella contro il nemico. Viceversa, la tavola dell'impiccagione di Cesare Battisti, benché del tutto inverosimile, circolano una quantità infinita di fotografie sull'impiccagione di Cesare Battisti, perché quei geni degli austriaci, oltre a commettere un omicidio senza senso, lo fecero anche nella maniera più rituale possibile. Poi, non paghi, fecero un intero servizio fotografico, veramente dall'inizio, cioè dal momento in cui Battisti entra a Trento al momento in cui gli si spezza il collo dopo che lo impiccarono per la seconda volta, documentarono tutto attimo per attimo. Poi, essendo veramente dei geni della comunicazione, pubblicarono tutto, offrendo agli italiani un'arma di propaganda talmente efficace che persino Karl Kraus, scrittore, polemista e giornalista viennese, a un certo punto sbottò dicendo: penso che questa guerra ci meritiamo veramente di perderla da quanto siamo stupidi. Perché in effetti il fotoracconto dell'impiccagione di Battisti è una testimonianza particolarmente intelligente e efficace, se gli austriaci volevano testimoniare quanto erano barbari. Nel senso, offerta alla propaganda italiana, determinò un improvviso aumento delle quotazioni dell'idea dell'Italia nella sua lotta contro l'Austria, anche al proprio interno. Beltrame non riprodusse quelle fotografie, in parte perché lui le vide troppo tardi, circolarono nell'arco di alcune settimane, alcuni mesi, in parte perché sarebbe stato impossibile riprodurre la crudezza di quei momenti. Tuttavia decise di offrire agli italiani un'immagine che è probabilmente l'immagine per eccellenza della mobilitazione culturale per la guerra. Allora, Battisti non venne impiccato su questo patibolo modello ottocentesco. Lo strumento con cui venne impiccato Battisti non era così scenografico. Tanto vero che lo dovettero tirare per i piedi per impiccarlo perché era troppo basso. Non venne impiccato, come dire, su un palcoscenico circondato dai nemici. C'erano il cortile del castello del Buon Consiglio era affollato di soldati austriaci in servizio di guardia, ma non stavano testimoniando la loro ammirazione al nemico, anzi stavano urlando il loro disprezzo. E tuttavia l'efficacia, la funzione di questa immagine risiede tutta nell'aver proposto Cesare Battisti su un patibolo che è in tutto e per tutto uguale a quello dei martiri del Risorgimento. È un riutilizzo esplicito, evidente dell'iconografia risorgimentale, con in più qualcos'altro.
Cesare Battisti, che bisogna dire aveva il physique du rôle per interpretare questa parte, non ha solo l'atteggiamento proprio del martire risorgimentale, ha qualcosa di più. Ha l'atteggiamento composto e sereno del martire pur, intendosi martire della tradizione cristiana. Questo fa il paio con tutto il discorso cristologico che venne alimentato sulla figura di Battisti, che venne chiamato martire esplicitamente fino dal minuto dopo la sua impiccagione. Cesare Battisti fu, a seconda dei casi, il proto-martire o il martire e basta della patria. Un codice retorico cristiano che ammiccava evidentemente alla diffusa consapevolezza di quanto potente potesse essere il messaggio del martiriologio anche nella popolazione analfabeta, perché un'immagine come questa è diretta soprattutto agli analfabeti, che nella loro cultura iconografica un codice iconografico hanno ben presente, è quello della predicazione cristiana. Ebbene, la consapevolezza di quanto efficace, di quanto pervasiva potesse essere l'evocazione della figura del martire fa di Beltrame sicuramente un artista della comunicazione di massa. Non sempre le immagini erano così drammatiche, a volte erano più ludiche. Ludiche veramente ai confini dell'inverosimile a volte, o ludiche di nuovo riutilizzando il codice della scampagnata in montagna. Complessivamente la comunicazione delle riviste italiane per adulti fu uno straordinario successo, ma non fu l'unico capitolo del racconto per immagini, perché un capitolo del tutto a parte è dato dalla comunicazione diretta all'infanzia. Ora, la pubblicistica per l'infanzia aveva in Italia una grande tradizione che soprattutto nei primi anni del Novecento si era in qualche modo intrecciata con l'esigenza di una pubblicistica per l'infanzia di stampo patriottico. L'idea di base era: dobbiamo educare le nuove generazioni, le generazioni di italiani, tra l'altro le generazioni, per inciso, le prime generazioni di italiani a crescere e formarsi in un paese già unito, e dobbiamo educarle offrendo loro un modello ben preciso, una pedagogia patriottica e contemporaneamente disciplinante. L'idea è: dobbiamo allevare dei bravi bambini che saranno dei bravi cittadini, che siano ordinati, devoti, leali, obbedienti e che imparino fin da piccoli ad amare la patria. E su questa lunghezza d'onda si muovono i due principali periodici per l'infanzia di quegli anni, che sono il Giornale della Domenica di Bertelli, detto Bamba, una figura estremamente interessante, non abbiamo il tempo qua di parlarne, ma è sicuramente una figura cardine nella pedagogia patriottica. Bertelli di fatto è veramente in qualche modo l'erede della pedagogia per l'infanzia alla De Amicis, e non casualmente va detto De Amicis con cuore. Ha realizzato il secondo testo letterario più venduto e letto di tutta la storia italiana. Il primo è Pinocchio, tra l'altro. Ma il Giornale della Domenica di Bertelli ha una caratteristica, che utilizza delle immagini ma sono molto poche. È un giornale molto raffinato, un giornale, guardate, per l'infanzia ma quasi più pensato per i genitori che per i bambini. Il Corriere dei Piccoli invece, lì Luigi Albertini cala ancora una volta un asso, perché rivoluziona la comunicazione per l'infanzia. Invece di offrire ai bambini molto testo scritto difficile, pensato quasi per essere letto effettivamente da qualcun altro, e poca immagine, il Corriere dei Piccoli offre tantissima immagine e poco testo scritto. Ha comunque al centro l'idea che ai bambini bisogna offrire dei modelli particolari, e per quello che riguarda la guerra i modelli si concretizzano in alcuni personaggi, qua ne ho citati solo alcuni, che in qualche modo riassumono tutto ciò che un bambino deve sapere del conflitto. Guardate, l'idea di base è che i bambini non devono abbeverarsi a modelli improponibili, cioè non devono pensare di poter essere giovani combattenti in erba,
questo sarebbe in qualche modo destabilizzante. I giornali per l'infanzia propongono ai bambini non di andare a combattere insieme ai genitori, cosa che peraltro a molti bambini sarebbe anche piaciuto, no, propongono di essere dei bravi italiani nel loro ruolo, cioè rimanete bambini, ma dovete essere dei bravi bambini devoti alla patria in guerra. Tutto ciò che viene proposto come modello infantile nel racconto delle riviste, in particolare del Corriere dei Piccoli, in realtà si basa su questo assunto. Per cui la guerra che i bambini vivono o che vedono nelle avventure del Corriere dei Piccoli è o una guerra vissuta in sogno, è il personaggio di Schizzo. Schizzo è un personaggio che si addormenta e mentre dorme si sogna grandi avventure improponibili e futuristiche, in cui lui di fatto aiuta gli eserciti dell'Intesa a vincere le battaglie in maniera del tutto fantastica. Poi alla fine si risveglia. Alla dimensione dell'onirico si sovrappone la dimensione del fantastico tout court. Allora, esistono dei personaggi che sono dei personaggi antropomorfi o in qualche caso dei personaggi umani veri e propri, ma realizzati in maniera da prendere nettamente le distanze dal verosimile, sono personaggi fantastici e basta, come saranno Italino, che adesso vedremo, o Abetino. Questi personaggi sono realizzati da due disegnatori fondamentalmente, non sono i soli, ma due disegnatori d'eccellenza che sono Mussino e Rubino, che non a caso transiteranno durante la guerra direttamente dalla redazione del Corriere dei Piccoli ai giornali di trincea. Ora, il Corriere dei Piccoli è sicuramente uno degli strumenti più efficaci della mobilitazione culturale italiana. Se non altro è testimoniato dall'aumento del numero di copie, veramente. Nel caso di Schizzo, come nel caso di Abetino, allora Abetino è un personaggio veramente straordinario. Abetino è un personaggio ovviamente inventato, è il principe di un regno fantastico, tutto popolato da personaggi di legno, che combatte contro un regno altrettanto fantastico, che è il regno di Pembonia, che ovviamente in qualche modo evoca la Germania, che cerca disperatamente di conquistarlo, e a ogni avventura gli abitanti piombati, guidati dal loro imperatore col cuore di piombo evidentemente, cercano di conquistare il regno di Abetino. Cercano di conquistarlo con la forza e ricorrendo a volte ad alleati mostruosi, e Abetino ogni volta li sconfigge ricorrendo non alla violenza ma alla furbizia. Anche qua è estremamente interessante il fatto che questo racconto per rime comunque sia del tutto alieno dall'uso della forza bruta da parte dei buoni, perché poi se andiamo a ben vedere in realtà i nemici di piombo muoiono. Schizzo si sogna le sue fantastiche avventure durante la notte, in qualche modo offrendo, come dire, la parabola perfetta del bravo bambino, perché è animato da amor di patria, è disperato ma contemporaneamente estremamente orgoglioso quando vede partire suo fratello maggiore per il fronte. Il fratello maggiore di Schizzo parte per il fronte, e anche quella è una storia estremamente interessante, perché è piena di sottotesti. Primo, tu bambino non devi voler partire adesso per il fronte, ci pensano i tuoi padri e i tuoi fratelli maggiori, però attenzione, perché domani, se la guerra continua, toccherà a te, ed è sulla base di questo modello virile che ti devi preparare. Ovviamente a noi questo può sembrare fantastico, però ricordiamoci che la guerra fu un'avventura di giovani e giovanissimi, che si concluse con la chiamata alle armi della classe del 99. La classe del 99 probabilmente nel 1914 leggeva il Corriere dei Piccoli. Ora, personaggi come Antonio Rubino sono dei personaggi veramente di eccezione della mobilitazione culturale italiana, talmente di eccezione che non si trova un paragone nella storia europea del conflitto. Lui in realtà riuscì a tradurre contemporaneamente questi modelli pedagogici per l'infanzia su riviste civili e a importarle su giornali destinati ai combattenti. Lì l'equazione era, come dire, facile per certi versi.
perché l'idea era che si parlava ai bambini come si parlava ai soldati di estrazione rurale. Il soldato incolto era come un bambino e esattamente come un bambino io dovevo spiegare le cose in maniera semplice, allegra, a colori, alla portata dei suoi strumenti culturali. E da questo punto di vista il fatto che venisse riutilizzato il tratto comune, ad esempio il personaggio di Italino, non ci deve sorprendere. Italino tra l'altro è un personaggio estremamente raffinato ed è per questo che l'ho scelto come ideale conclusione di questa nostra chiacchierata. Chi è Italino? Italino in realtà non è un italiano propriamente detto, ma è qualcuno che vive nel Trentino asburgico, figlio di un irredento che deve scappare. Lui rimane lì, in realtà questo è effettivamente molto inverosimile, ma tutto il tratto è molto fantastico, rimane lì a combattere una sorta di guerra non dichiarata contro Otto Kartoffel, che è il rappresentante del governo asburgico, che ovviamente, come tutti i personaggi del nemico, stupido, brutto e grasso. È un inetto che Italino combatte a suon di arguzia e di trovate geniali. In questo caso ho scelto una storia che a me piace molto, devo dire, che comincia, ovviamente è sempre raccontata in rima: un decreto snaturato a Kartoffel emanato e una buona quantità a suoi militi ne dà. I gendarmi in tutta fretta con la colla e la scaletta da affliggere se ne vanno quel decreto del malanno. Qual è questo decreto? Otto Kartoffel ha decretato che d'ora in poi sarà proibito inneggiare all'Italia e portare distintivi tricolori. Qual è l'allusione? L'allusione ovvia è all'esistenza di un'autorità repressiva nei confronti degli irredenti, cioè degli italofoni che abitano nel Trentino, cosa che peraltro, considerate le politiche asburgiche sulla popolazione italofona, non era nemmeno tanto lontana dal vero. Allora, di fronte a questo provvedimento dell'autorità asburgica, Italino come reagisce? Reagisce come al solito con la sua arguzia, cioè rovescia un secchio di colla sui gendarmi austriaci che stanno di fatto pubblicando il decreto, proprio nel momento in cui un aviatore passa lanciando queste tonnellate, si presuppone, di volantini tricolori che inneggiano l'Italia. Anche qui, attenzione, non è del tutto neutro questo riferimento, perché è ovvia la citazione, e la citazione è quel volo di D'Annunzio, che rappresentò per l'immaginario, soprattutto per l'immaginario infantile dell'epoca, un esempio veramente straordinario di valore, ma anche di disprezzo del nemico, di gesto audace e soprattutto di gesto non violento. Quindi qualcosa che poteva essere utilizzato alla portata dei bimbi, visto che D'Annunzio non gettò bombe ma appunto volantini. E in realtà la vittoria di Italino e di tutti i suoi amici italofoni come lui è una vittoria dell'intelligenza sulla brutalità e sull'ottusità asburgica.